Bene, rimaniamo in tema di sanità, ma parliamo di un problema a volte taciuto, quello dell'incontinenza, un problema che però per la prima volta è al centro di un congresso regionale che si svolgerà nelle prossime settimane in quel di Castelfranco Veneto. Il servizio. L'AISVE, Associazione Incontinenti e Stomizzati del Veneto, ha aperto una nuova sede all'ospedale San Giacomo di Castelfranco Veneto, un'associazione che ha l'obiettivo di migliorare la qualità di vita dei pazienti affetti da questa comune patologia attraverso una maggiore consapevolezza e un corretto approccio del personale sanitario. Un disturbo, quello dell'incontinenza urinaria fecale, molto diffuso che colpisce donne e uomini non solo in età avanzata e che grazie alle particolari attenzioni e cure rivolte dal personale medico sta diventando un vero e proprio modello d'esempio. L'incontinenza è un tema che in ambito medico ha un riconoscimento importante. Ovviamente esistono dei vari gradi di incontinenza, si è calcolato che in Veneto ci sono circa 400.000 incontinenti, ma con delle variabilità in termini di gravità diverse. Succede spesso vedere anche giovani donne che presentano delle incontinenze di tipo ginecologico o di tipo urinario, di forma lieve, ma la cosa importante è che molto spesso viene misconosciuto proprio perché c'è un senso di vergogna da parte delle persone che soffrono di questa patologia. Un problema spesso sottovalutato, ma che nel solo distretto di Asolo conta 300 stomizzati e quasi 4.000 incontinenti. Proprio per affrontare le tematiche, l'ASVE ha infatti organizzato un secondo convegno regionale coinvolgendo professionisti e specialisti sanitari che approfondiranno l'argomento. Un appuntamento che avrà luogo all'ospedale di Castelfranco Veneto il prossimo 17 marzo. Saranno coinvolti i medici, gli infermieri, eccetera, eccetera, ma i pazienti, soprattutto anche i pazienti, perché di solito prima non si faceva questo tipo di comunicazione. Noi vogliamo informare la gente, di dirgli come deve fare, che percorso deve fare, per far sì che possa migliorare, se non guarire anche dall'incontinenza. Una patologia, quella dell'incontinenza, che richiede un approccio multispecialistico dove oltre alle competenze scientifiche e tecniche è fondamentale un processo di umanizzazione delle cure. Devo dire che il ruolo fondamentale dell'associazione è di considerare cosa ci suggerisce l'Organizzazione Mondiale della Sanità per una sanità del terzo millennio. L'umanizzazione è al primo posto, prima delle tecnologie, prima dei presidi viene l'umanizzazione, cioè stabilire gli adeguati rapporti con i pazienti.